Lei, sono sicuro, da giornalista ha osservato questo territorio, la gestione della pandemia da parte del governo della Regione Veneto, il fenomeno Luca Zaia. Ecco, che cosa ha imparato dal Veneto l'Italia? Ma il Veneto ha fatto una sorta di derby con i fratelli maggiori della Lombardia, stravincendo, nel senso che è noto fin dall'inizio lo studio di Crisanti, i cluster Voi-Euganeo, con una storia totalmente opposta a quello dei primi luoghi di contagio della Bergamasca, ma anche di tutta Lombardia. Il Veneto aveva un'organizzazione territoriale sanitaria e la Lombardia non l'aveva più. Il Veneto ha avuto l'intuizione di ottimi studiosi, penso a Crisanti, e la Lombardia non l'ha avuta, forse ha avuto più dei burocrati. Il Veneto ha avuto con Zaia anche, come dire, la capacità di muoversi molto velocemente e forse anche un po' il culo, scusate il termine, cioè quando uno fa delle cose poi deve avere fortuna. A me mi ha colpito molto quando Crisanti mi raccontò che aveva visto all'Imperial College a Londra degli strumenti che potevano costituire una macchina che poteva permettere di fare i tamponi, e questo è stato uno degli elementi della diversità veneta rispetto a tutto il resto d'Italia. E allora va da Zaia, c'è questo dialogo in cui c'è, vedi, quello è una macchina particolare che con gli ultrasuoni riesce a sporzionare tutte le diverse provette, diciamo così, e poi consentire l'esame. Ah, e quanto costa? A me 1.000.000 di euro. E allora Zaia dice, vabbè, non è un problema, lo troviamo con gli imprenditori veneti, cioè non spesero un euro di denaro pubblico. E poi Zaia a un certo punto, mentre metteva in moto questa macchina, disse a Crisanti, che anche se hanno litigato li riconosce questa grandezza, dice, ma dove è stata usata questa combinazione, cioè questa macchina ultrasuoni con gli strumenti collegati? No, dice no, da nessuna parte mai. Ah, andiamo bene, e però voglio trovare un altro che avrebbe speso. Poi mi pare che la macchina è stata anche portata, ce n'erano 2 disponibili in quel momento nel mondo, è stata portata gratis, anche quello con un sistema di volontariato, cioè la società civile in questa storia della pandemia è stata più forte addirittura delle macchine amministrative, e questo fa sì che mentre la Lombardia, come sappiamo, finiva nei caos, negli ospedali che diventavano centri di contagio e cluster, nell'impossibilità di usare una struttura di medicina di base che facesse filtro, e quindi sugli ospedali si caricava tutto, e il Veneto ha avuto questa storia diversa, totalmente diversa nei numeri e anche negli esiti.